Io compro siciliano, siamo ad Anuga e siamo con Mirko Caracci, ovvero Tenute Caracci. Tenuta Caracci, omonimo Tenuta Caracci, grande imprenditore e un ragazzo che sta investendo su di lui e in Sicilia. Esatto, proprio così. Io ho soltanto 32 anni e ho deciso di dedicarmi a questo mondo dell'agricoltura, ma in un modo innovativo, ovvero quello di apportare le novità che ho studiato, appreso durante le lezioni universitarie, adesso in questo mondo dell'agricoltura, quindi novità, news e rivoluzionare un po' anche il mercato, l'e-commerce. Di nuovo che stai facendo? Raccontaci la parte innovativa del tuo... Certo, per esempio da 3 anni a questa parte ho iniziato a prendere in mano io l'azienda e abbiamo introdotto subito un nuovo prodotto, ovvero il vino. Siamo partiti con il vino, ci siamo dedicati esclusivamente al biologico, quindi abbiamo deciso una linea biologica e di lavorare solo con le varietà siciliane. Quindi qui abbiamo il bianco prodotto da Zibibbo e Enzolia, due varietà tipiche siciliane, e più in basso invece troviamo il rosso, ovvero altre due varietà tipiche siciliane, Nero d'Avola e Syrah. Cioè l'obiettivo è quello di portare a conoscenza delle persone la Sicilia a 360 gradi, vino, olio, mandorle e dolciaria a tutti. C'è da dire questo, se posso intervenire, che voi siete produttori di famiglia di uva, quindi l'attività che tu stai facendo è nella chiusura all'interno dell'azienda e della filiera. La creazione del valore avviene attraverso il brand, il marchio, il prodotto, quindi sganciarsi il più possibile dall'intermediazione nella commercializzazione dei prodotti. Esatto, proprio così. Fino a 3, 4, 5 anni fa l'azienda era gestita da mio padre, prima ancora dal nonno, ma l'obiettivo era quello di produrre uva e conferire in cantina, quindi avere un obiettivo sociale con la cantina. Adesso invece ci spostiamo, cambiamo obiettivo e ci spostiamo verso la chiusura della filiera. Noi produciamo, noi trasformiamo, noi vendiamo e proponiamo il nostro prodotto, che è completamente diverso da quello che fa la cantina sociale in questo momento. E poi ci raccontava tuo padre che tu hai fatto un percorso di studi che insomma non sei stato in Sicilia, sei stato fuori, Esatto. ci parlava, non so, Udine può essere. Sì, esatto, qualcosa. esatto. Quindi confrontarsi con i tuoi colleghi anche nel percorso che hai intrapreso tu. È fondamentale, io lo consiglio a tutti e ringrazio mio papà che mi ha consentito di fare questo percorso, perché confrontarsi con realtà come Conegliano Valdobbiadene, dove c'è Prosecco che sta spopolando, Udine con le sue varietà, e poi riportare queste conoscenze nella nostra Sicilia di sicuro rafforza e amplia le conoscenze nostre, che ci aiutano anche a spopolare a livello internazionale, come oggi che ci troviamo qua ad Anuga. Certo, allora Davide, adesso chiudere. prima di chiudere io ti faccio una domanda. Ma allora sono sfaticati o non sono sfaticati questi siciliani? No, i siciliani, cioè, no, i siciliani questi sono i veri sfaticati, cioè guardate. Cioè, assolutamente sfatiamo qualche parola che ogni tanto gira e qualcuno butta là, perché i siciliani ci saranno come tutto il mondo gli sfaticati, ma ci sono pure questi sfaticati completamente diversi. Cioè se uno sfaticato, sei strano come sfaticato, cioè, non dire, Da 18 anni sono fuori. colonizziamo un nuovo termine, non sfaticato, esistono i non sfaticati, da Esatto, oggi diremo concordo, e quindi concordo. chiudiamo in bellezza, viva la Sicilia e viva. Io compro siciliano. E quindi compriamo siciliano e compriamo assolutamente aziende Tenute Tenute Caracci. Grazie. Grazie a voi, complimenti, gentilissimi. grazie.